io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno io saprò d'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità del tuo cielo. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Per me che sono nullità nell'immensità, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità Fabrizio che inizio! Fabrizio che inizio! Buonasera! Buon inizio settimana, amici a casa! Buon lunedì! Sì, sarà una grande puntata, ma grandissima, fantastica. 348 80 40 254, sì, è il numero per messaggi, fotografie, richieste, saluti, consigli, ma soprattutto le dediche, dai, che avete una canzone da dedicare a qualcuno, usate Casa Peiretti, mi raccomando. Ripeto, 348 80 40 254, siamo in rigorosa diretta, sono le 20:08. E tra un po' giocheremo perché venerdì abbiamo dato questi 5 indizi che hanno portato tutti a pensare una cosa, cioè, ma avete già telefonato per vincere lo zaino, ma tutto questo lo faremo dopo. Perché dopo? Perché adesso vi voglio portare in un brano molto molto particolare, uno dei più strani che ha scritto Minghi, che Minghi ne ha scritti tanti di strani, ma questo è veramente strano. 1998 Minghi scrive un brano, non ve lo dico di cosa parla, capitelo da soli. Il brano fa così.
morendo e tutto il mondo la sta guardando. Tutto il mondo. C'è la guerra vera ma distante ed è rassicurante stringersi intorno al telecomando. Come sempre. E siamo tutti quanti qui fraternamente uniti per questo grande evento. Spazio ai consigli per fare acquisti. Voi cronisti. Ma guarda come brilla nella notte scintilla. Questa guerra è più bella di un videogame. Veramente. E senti quanti spari che assonnanti rumori. Questa guerra è uno sballo in stereofonia. Certamente. Brividi amore mio. Sulla pelle. Altre scene. Bombe intelligenti che sanno evitare il cuore ma non saprebbero dire il nome di chi muore. E come tra due squadre in uno stadio che esplode. Questa guerra è un mondiale, chi vincerà? Veramente. Guarda l'amore mio. Guarda il mondo. Scintilla, questa guerra è più bella di un videogame. Veramente. E senti quanti spari che assonnanti rumori. Questa guerra è uno sballo in stereofonia. Certamente. Finisce qui lo show. Sogni d'oro. Alessia Chelucci, buonasera. Buonasera Enrico, buonasera a casa. Che poi la prima volta che ho sentito questo brano ho detto ma Minghi è impazzito, cosa scrive? Cioè che la guerra è più bella di un videogame, è come in uno stadio tra due squadre. Invece no, se poi vai a leggere questo testo ha un significato pazzesco, nel senso che soprattutto i media, i mass media cercano di creare uno show, a volte cercando dei dati di ascolto, senza dimenticando che chi c'è dietro a quelle immagini ha un cuore, ha un'anima e avrebbe forse voluto
un futuro. E adesso 348 80 40 254, tra un po' andremo a giocare qui per voi, andiamo su, scateniamoci un po', dai, perché cantiamo un brano un po' sull'umore. e voilà, se perdo anche te, sulle mani a casa! Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne avrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che ne ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio, e che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo 100 anni, se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol più, ma molto di più. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu, e che sei di me, se perdo anche te. E adesso voglio sentirvi cantare a casa, siete pronti? Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, quella donna sei tu, e che sai di me, se perdo anche te, se perdo anche te, se perdo anche te, che sai di me, che sai di me. Accendilo tu questo amore che è spento. Wow, grande brano, brava, bravissima. Adesso Ciao però- Enrico, Adesso, ciao. Innanzitutto devo dirti brava, perché cosa ho fatto? perché so cosa hai fatto venerdì pomeriggio. Ah. Ed è stata una cosa che a me è piaciuta tantissimo, dai. e quindi voglio salutare tutto. Vai, fallo tu. Che bello, sì, Fallo, ma no, guarda, in realtà non Sì è... o no? Sì, ho fatto una bella cosa, ma perché sono stata invitata. In realtà Enrico e Laila, che non sono altro che mia mamma e suo marito, vanno in questa casa di riposo a Bibbiana, che salutiamo, e fanno un po' di musica, e lo fanno tutte le volte che qualcuno compie gli anni. Quindi ogni mese loro vanno e fanno gli auguri a tutti gli ospiti, e si canta un po' insieme, si prende il tè, si fa la merenda. Io l'ho trovata una cosa bellissima, tanto che ho detto a Daniela, che è la signora che si occupa della parte di animazione, che tornerò per Natale. Bello. Bello. Queste sono cose che a me piacciono, quando un artista di Casa Peretti, un artista televisivo, si mette in gioco anche così per regalare un sorriso. Vabbè, prossima volta ti prometto che vengo a salutare. Dai, che bello, vengo a ti salutare aspettiamo. anch'io. Allora, Juanita, prossimo Sì. brano andiamo a toccare il repertorio della più grande. Wow!
e lei si chiama Raffaella Carrà. E questa è Stupida Gelosia. Abbi pazienza, non riesco a dire si chiamava. Per me rimarrà sempre la mia Raffaella. Stupida. La nostra. Stupida Gelosia. Non mi distrarre che poi mi faccio delle gambe. Stupida Gelosia. No, scherziamo. Fabri, non è che non posso più dargli indizi. Prima facciamo il giochino. Ragazzi, siamo in diretta 20:20. Mi sono emozionato con questa cosa. Vieni qua vicino a me, Wani. Sì, lo vuoi o non lo vuoi? Cosa? Vieni. Lo zaino. No, vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me, vicino, perché adesso vi facciamo leggere gli indizi per chi si fosse perso la puntata di venerdì. Questi indizi portano all'interno dello zainetto. Dentro lo zainetto c'è nascosto una cosa. E se volete vincere lo zaino dovete indovinare che cos'è. Gli indizi sono comune, paese, casa, via, numero. Repeat. Comune, paese, casa, via, numero. Dillo ancora una volta tu. Comune, paese, casa, via e numero. Telefonata al secondo tempo al 378 40 80 506 per vincere e adesso puoi prenderlo. Lo zainetto! Adesso lo zainetto di casa per rete. Eccolo qua. E qua dentro c'è l'oggetto misterioso. Qua. Sì. Ok. Qua. Adesso, quindi mi raccomando, nel secondo tempo provateci 378 4080 506. Adesso mi è andato via il numero, spero di averlo ricordato bene. Stupida Gelosia. Alessia Chelucci. Come quando sei lontano, pretendi che mi fidi di te, però quel che c'è di strano è che non ti fidi di me, ma perché sono le mie, a te sembrano bugie, come se tu fossi un santo, quando non ti sono accanto. Ma questa stupida gelosia che tu senti ogni volta per me non è più stupida della mia, che non so stare senza di te. Gelosia, fammi un favore, vai via. Colpa mia, se tu sei tutto quel che ho. Perché quando stiamo insieme sei sempre sicuro di te, non è che ti voglio bene soltanto perché sei con me. Guarda come faccio io, prendi esempio un po' da me, che anche quando tu ci sei non mi fido mai di te, ma questa stupida gelosia che io sento ogni volta per te non è più stupida della tua, che non sai stare senza di me. Gelosia, fammi un favore, vai via. Colpa mia, se tu sei tutto quel che ho.
Alessia Chelucci con Stupida gelosia. Adesso, prima di fermarci per la pubblicità, dobbiamo fare degli auguri importanti, perché pensa che 75 anni fa chi nasceva? Loretta Goggi. Auguri Loretta che ci ascolta tutte le sere, tutte le sere. Ciao Loretta, grazie. Ma e sai, allora posso dirti una cosa? Anche due. Che non sapevo che Loretta ha dato anche voce a Titti. Chi è Titti? Titti, Gatto mi è sembrato Silvestro? di vedere un gatto. Ma davvero? Ma sì, l'ho sapevo. scoperto anche oggi. Anch'io l'ho scoperto, magari anche a casa l'hanno scoperto. E allora mi sono permesso di fare una mia versione del suo brano più storico, più famoso, più cantato, interpretato, che ha scalato sì e no tutte le classifiche in Italia e nel mondo. Maledetta Primavera. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore. Se per errore chiudi gli occhi e penso a te. Tutti! Se per innamorarmi ancora che non toccano il cuore, stelle una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Tutti! Se per innamorarmi se non fosse amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, che importa se per innamorarsi basta un'ora. Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
pubblicità, poi torniamo subito con tanti brani, i messaggi, il gioco, insomma, non cambiate canale, noi torniamo subito, pubblicità. Adesso ti racconto un attimino cosa è successo oggi pomeriggio, verso le 17, stavo finendo gli ultimi ritocchi all'arrangiamento di Maledetta Primavera, no? Quindi ero pianoforte con le cuffie, concentrato per la parte finale, no? Quindi pianoforte, cuffie, a un certo punto mi sento toccare le spalle così, mi son preso uno spavento, cos'era? Era mio papà. E viene quasi mai qua, mi guarda e fa, senti, faccio, dimmi, saps co deve cantare stasera? Gli faccio, ma la scaletta è già quasi fatta, dimmi. No, vai Renault Manchei. E oggi ne abbiamo 29 settembre. E allora? Faccio, certo. devo cantarti quella sì, per piacere. E quindi la dedico a tutti i papà all'ascolto. Ottimo. 29 settembre. Che spavento. Ma poverino. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa al bar, sotto il braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei. Insieme! Na 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 na, quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei. Oggi 29 settembre mi son svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo, rido e tu non sai perché t'amo e tu non sai perché parlo, rido e tu non sai perché t'amo e tu non sai perché parlo, rido e tu non sai perché t'amo e tu non sai perché parlo, rido e tu non sai perché na 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 Dedicatissima al mio babbo! E a tutti i babbi! Fatto contento il mio babbo! Che tutte le volte che gli chiedo ciao babbo, lui mi risponde ciao Pinocchio. E quindi, perché babbo è molto fiabesco, no? È molto Sì, ciao babbo è babbo. anche molto toscano, Sì, mi esatto. sembra. Ciao sì. babbo, lui, ciao Pinocchio. Allora, regia, abbiamo gli indizi per favore, perché è già arrivata una telefonata. Nel frattempo andiamo a leggere gli indizi. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Ciao Enrico, sono Elisabetta da Pinerolo. Ciao Elisabetta, aspetta che siamo sprovvisti dello zaino. Eccolo qui. Juanita nel frattempo si trasforma in Valletta. Allora, gli indizi sono comune, paese, casa, via, numero, Elisabetta. Dai che Secondo me è una targa, è una targa. Quindi, perché targa? perché l'insegna del comune è come se fosse una targa, la targa del paese di dove sei, la targa di casa, Non è... una targa dove c'è scritto la via Ah! o la targa fuori dal portone.
numero. Elisabetta, sento una voce di una bimba o un bimbo, sbaglio? È il mio bimbo, Come si chiama? Diego. Ciao Diego, un abbraccio a Diego, ciao Diego. Elisabetta, mi dispiace, non è una targa. Però, vabbè, ci però sei riproveremo. stata brava, lo spirito è questo, un abbraccio fortissimo a Diego. Ciao Diego! Ciao. Grazie, buona serata. Grazie Elisabetta. Allora mettiamo giù la telefonata con Elisabetta, vediamo se c'è qualche altro amico che vuole provare a giocare con noi. Gli indizi sono comune, paese, casa, via, numero. Hai sbirciato? Sì. Per vincere lo zaino non devi sbirciare, non si sbircia. Vediamo un po'. Capitato così. Pronto, chi sei, da dove? Buonasera Enrico, io chiedo scusa per il disturbo, sono Andrea di Borgo Masino. Andrea, tu non disturbi mai, mi fa veramente piacere sentirti tutte le sere, perché vuol dire che Casa Peiretti ti piace, vuol dire che giocare insieme a noi ti fa piacere. Adesso non ti resta nient'altro che provare a vincere lo zainetto con... Allora, una cosa velocissima, prima di tutto ti ringrazio per aver cantato Minghi, che è il mio preferito. Bene, grazie. Poi in secundis avevo anch'io pensato targa, però avevo pensato anche ad un'altra cosa, te la dico, mi piace, secondo me dentro lo zaino potrebbe esserci un Monopoli. Un Monopoli, fammi dare un'occhiata. No, mi dispiace, ma mi dispiace. No, tanto, ma no. Io sono convinto che prima o poi indovini. Riprova domani. Grazie amico mio. Va bene, grazie a voi. Ciao. Dalle cose più strane, dalla targa al Monopoli. Venerdì hanno detto, non mi ricordo già più, hanno detto Io avevo detto lettera. una lettera. Altra telefonata, vediamo un po'. Pronto, chi sei, da dove chiami? Pronto, ciao, sono Luigi da Pinerolo. Ciao. Luigi, ciao Luigi da Pinerolo. Allora, comune, paese, casa, via, numero, cosa c'è qui dentro? Cosa c'è? Luigi? Sì. Luigi? Ciao Enrico, ci sono. Vai, provaci, vai Luigi. Secondo me c'è una buca delle lettere. Una buca delle lettere, è già forse stato detto venerdì, non è una buca delle lettere. Grazie lo stesso Luigi. Ok, ciao, Un buona abbraccio serata, ci forte, seguiamo ciao. sempre. Allora, Grazie. la regia mi scrive, per favore, puoi dire di non chiamare al numero dei messaggi. Ragazzi, allora, facciamo un riassunto tra di noi. Per giocare c'è il numero sopra la testa di Juanita. Sì. Per mandare i messaggi c'è il numero in zona hard mia. Quindi 348 80 40 254 per i messaggi. Ultima telefonata. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Massimo da Carmagnola. Ciao. Ciao Massimo. Allora. Ci sentiamo anche stasera. Cosa c'è qui dentro? Allora, un cartello stradale. Un cartello stradale? No, mi dispiace. Massimo. Figuriamoci, non importa. No, ma non importa. Però mi ha fatto piacere sentirvi. Stasera Grazie. siete spettacolari, davvero, entrambi. Grazie di cuore Massimo, grazie. E questo è lo È un spirito. piacere. È lo spirito giusto questo, Ma posso chiederti, allora, l'11 di ottobre sei qua a Carmagnola? Non è prevista una mia visita a Carmagnola l'11 ottobre, mi dispiace. Ah, allora ho letto male. Aspetta, sto che sbagliando io, fammi vedere un attimo. Forse sì. Io l'11 di ottobre, sì, sono a Carmagnola dai beh, miei allora. amici. Ecco. Credevo a una fiera, invece no, l'11 di ottobre tengo un concerto molto bello a Casa Cavassa, che è Ecco, appunto. è un bar gestito da ragazzi splendidi. Esatto. Quindi Ma io lì che ti ho conosciuto. mi raccomando, e voglio rivederti lì, in mezzo alla Grazie, gente. piacere, vengo con la famiglia. Mi fa molto piacere, grazie mille, ciao. Ciao, buona serata. Ciao, buona Ciao, serata, ciao, grazie ciao. a voi. Regia, lo so che siamo in iper ritardo, ancora tempo per una telefonata se arriva subito. Guarda, siamo già arrivati tardi, non ho più tempo per nessuna telefonata. Pubblicità, poi torniamo in onda con un brano di Nina Zilli, da non confondere con Che ne so. Ila Pizzi, Nella o Pizzi con non Orietta, c'entra o niente, con Orietta pubblicità, Berti, non oppure c'entra con Laura niente, no, Pausini. infatti Una non è c'entra niente. riprenditi le lacrime. Vabbè, dai, pubblicità. Giorni più dolci vissuti con te, rivedendo le immagini di un bene che adesso
piano, brava Juanita, Sì, brava, grazie. brava, brava. Tenuto Adesso, conto che oggi dica, la voce dica. è un po' così, perché quando arriva l'inverno. questa temperatura, Enrico, Non lo dire a me, non lo dire a me, non lo dire a me. Comunque Sì, siamo. adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti, Ma tutti, molto tutti, tutti, volentieri. tutti i messaggi arrivati fino a qui. E se ci sarà ancora tempo, a fine messaggi facciamo qualche telefonata, quindi non cambiate canale se volete giocare con noi. Fabrizio, vamos! Abbiamo ufficialmente inaugurato la stagione autunnale. Già. Un bacione da Daniele Luca da Ceva, Cafanghi Mundai. Che bello! A Fanghi mi Mundai e piacciono. spedisci a Luserna. Vanno mangiati bollenti, no? Ma io metto il microonde anche il giorno dopo. Durkum e rock avemo. Siete fantastici, grazie per la bella serata. Manuele Maurizio da Reano. Grazie. Grazie Manuela. Grazie Ciao mille. Maurizio. benvenuti in casa Peiretti. Ciao Enrico, siamo i tuoi fans di Riva Rossa. Enrico e Caterina, dedico un saluto a Rita, Fabio e il piccolo Davide di Viu. Va bene, ciao Enrico, ciao Caterina, ciao Rita, ciao Fabio e ciao al piccolo Davide. Salutiamo tutta Riva Rossa e tutta Viu. Ciao! Sempre bello vedervi, Dani, Alessandria. Grazie cara, un abbraccio grande grande a te. Grazie Dani, grazie. Ecco qua, abbiamo giusto parlato. Questo è Chicco e questa sono io nel centro, nella casa di riposo Bello. di Viviana. Grande Grazie. grande gesto da parte di entrambi. Ciao Casa Peretti, sono Enrico, Chicco. Ringrazio Alessia per il bel pomeriggio di venerdì 26, Eccolo passato a dilettare con il canto gli ospiti della struttura di Anzani di Viviana, il Girasole, che una volta al mese festeggiano con parenti e i compleanni. Questo mese vi era anche un'ultra centenaria. È Ringrazio vero. la direzione, in particolare l'animatrice Daniela, molto disponibile. Grazie Daniela, grazie e un abbraccio a tutta la casa di riposo, il Girasole. Dei bacioni grandi. Sì, sai quanto compieva questa signora? Sì, 106 anni. 106 Sì. anni, finalmente lunedì, meno male. Buona serata Silvia da Motta Alciata. Ciao Silvia. Pensa, io a 106 anni che sarò qua a far casa Peiretti con Fabrizio dall'altra Sì, parte e non assolutamente. capiremo niente. Io parlerò a lui e lui parlerà a me, nessuno dei due capirà niente, quasi come oggi pomeriggio. Sto scherzando, Fabri, sei stato pazzesco. Con il saluto faccio i complimenti alla brava Evelyn, apparsa la scorsa settimana. Carlo Rotellini Corio è stata strepitosa e vi dico anche che Evelyn tornerà il 14 di ottobre. Segnatevelo, domani sera invece con me Martina Richard. Ciao Enrico, bentornato. Questa settimana tenerci compagnia in allegria dal tuo miglior amico Andrea di Borgomanero. Miglior amico. Lo so. Prima o poi lo conoscerò, il mio miglior amico. Direi che è il caso. Buon inizio settimana Enrico e Alessia, il tuo amico Johnny da Torino. Johnny, Ciao, ciao. mi raccomando, se vai a Torino non toccare le banane. Ciao, buonasera a tutti voi. Ciao Enrico e ciao alla tua ospite. Vai, leggi tu. io Sono poi Chicca ripartiamo. dalla Puglia, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre dallo streaming e ti voglio dire che oggi è il mio compleanno, compio 29 anni, auguri! Auguri! E per domani sera con Martina Richard non mi dedicate un duetto di una canzone di Gigi D'Alessio? Ma certo che sì, grazie mille, buona serata a tutti. Lo scoprirai soltanto vivendo. Grazie amica, tanti auguri. Enrico, l'unica grande immensità della musica. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Ehi là. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie. Non lo so regia quale streaming, non c'è lo streaming di Casa Vabbè, Peiretti. vorrà dire YouTube. Buonasera a tutti gli ascoltatori e perettini, anche stasera una coppia di cantanti super bravi. Abbiamo bisogno di voi ogni sera da Charlie e noi abbiamo bisogno di voi. Grazie. Noi Charlie. con voi con noi e cresciamo sempre di più. Ciao, mi chiamo Anna Chiara, vi ascolto sempre. Potete cantare 1000 giorni di te di me se riesco già domani sera. Grazie Anna Chiara, altrimenti in queste puntate arriverà. Ciao Enrico, bellissimo inizio con l'immensità l'immensità è Casa Peiretti. Un abbraccio da Roby75. Grazie, hashtag Ciao, metti caro. sul 13. Sempre. Ciao Enrico, ciao Alessia da Elena. Ciao Elena, grazie Ciao, dei saluti. Elena, ciao. 20:54, il tempo è poco. Ciao Enrico, vengo a salutarti anche stasera. Grazie che ci hai fatto ascoltare la bellissima canzone di Don Bacchi, L'immensità. Con simpatia Renata da Piscina. Un abbraccio anche da Alessia con affetto. Ciao Grazie, Renata! Grazie cara Renata, un abbraccio a te grande. Evviva
Viva Casa Peiretti, che ci fa compagnia con la grande musica italiana e ci allieta con i suoi ospiti come la splendida Alessia. Buona settimana, lo dice Edo, grazie. E noi Edo. salutiamo Edo, grazie di cuore. Ciao Enrico, che inizia a bomba con la canzone Immensità, una delle più belle della storia della musica, concordo. Bravo, l'hai fatta benissimo. Buona settimana a tutti, un saluto alla bravissima Alessia. Massimo da Venaria, grazie Massimo. Ciao cari Massimo, un abbraccio, ciao ciao, un grazie di cuore a Enrico e a tutta Casa Peiretti per la preziosa collaborazione con la nostra associazione. Noi ci siamo, ODV GG. Nel blocco pubblicitario fino all'evento c'è uno spot molto importante, amici, ma ve ne parlo domani. Si tratta di salire su una macchina da rally, Sì? cioè fare un pezzo di pista come fossi un pilota, Sì. il tutto per donare una carrozzina alla piccola Greta. Fantastico. Ma ve lo spiego poi meglio. Viva Casa Peiretti! Ciao amici, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao ragazzi, grazie! Ciao, un abbraccio. Ottimo lavoro ragazzi, bravi. Vecchio Chelu. Ciao vecchio Ciao, Chelu, un bacio grazie, grande, bentornato grande. a scrivere. Buon inizio settimana, la coppia più brava. Saluti a tutti, Lilli da Rorà. Grazie Lilli. Ciao, Lillina. Grazie. Grazie di cuore. Bravi ragazzi, un saluto a tutti da Cri. Ciao Cri. Ciao, che bello Cri. Bello, Mi Cri piace. dovrei presentarla a Medeo a Grillo, Cri. Vabbè. Sì. Complimenti a Laila che va a fare felici gli anzianotti che con un piccolo gesto ricevono un grande amore. Assolutamente. È vero. Bravi. Maledetta primavera. Che bella canzone. Bravo Enrico, auguri a Loretta. Ciao da Roby75. Rigrazie. Ciao di nuovo. Da Rigrazie, noi. ciao Roby. Loretta fa gli anni Goggi e non ieri. Mi vergogno da solo, Livio. Cioè, sì, sottolineo la parte, mi vergogno. L'hai capita? Sì, certo che l'ho Oggi, capita, Goggi. ma poi io Che oramai chicca, Livio. che chicca Livio, buonasera Casa Peretti. Ciao, Potreste Livio. fare Occidentali Scarma di Francesco Gabbani? Certo, però dedicala a qualcuno o dedicatela a te. Firma il messaggio, no, comunque la facciamo. Ciao amici Casa Peretti, ciao Alessia e Enrico. Questa sera volevo solo salutarvi e chiedervi come stavate. Bene, zio. Se andava tutto bene, per me purtroppo non va niente bene. Anche perché ho visto appena adesso la partita Parma e Toro, che è finita 2-1 per il Parma, doppietta di Pellegrino. Abbiamo perso malamente per 2-1 e sono troppo arrabbiato. Vabbè, dai, che il campionato è lungo. Adesso torna in forma Zapata e vedrai che i problemi si risolvono. Ciao Enrico, ciao Alessia, sono Giacomo di Castagnole. Brava Alessia per la bella canzone di Morandi. Buona serata, grazie Giacomo. Giacomo, devo dirti una cosa, le tue mele sono buonissime, grazie di cuore, sono veramente buone. E a Grazie. me? Ti porto le bucce. Sai che a me piacciono i pum. Ciao Enrico, ciao Alessia, sempre bravi e belli. È bella anche la scaletta dei brani, Luciano di Brandizzo. Grazie Luciano, grazie mille amico mio. Il mio nipotino ben comincia. Wow, guardalo lì. Amore. Guarda lì, lui ci starebbe tutto dentro lo zainetto. Sì. Viva il nipotino. Grazie. Come si chiama il nipotino? Bello. Patatino. Comunque vedi che già metterlo davanti alla TV a vedere Enrico e Alessia cantare cresce bene. Certo, sicuro. Ciao Enrico e Alessia, siete ultra bravi voi. Un abbraccio per la bellissima serata. Mamma Bruna da Praustino. Grazie Ciao. Mamma Bruna. Ciao cara mamma Bruna, ciao. Leggi. Leggo. Ciao Enrico, grazie per la bellissima serata trascorsa insieme. Fulvio da Verbania. Ciao Fulvio, grazie Ciao. a te. Ciao, grazie di esserci. Ciao Enrico e Alessia, stasera fa un po' frescolino. Sì. Leggermente Amedeo, grazie. Un abbraccio. Abbiamo la stufa accesa di là, quindi capisco. Allora, a Savè diciamo a Seva, qui a Savigliano si chiamano rostie nel Mundai, quindi invece su da noi si chiamano Mundai, invece dall'altra parte è rostie. Rostie è un po' più inerente al nome caldarroste, in piemontese Mundai non so da dove arriva, però grazie Christian, il mio nipotino si chiama Christian. Ciao Christian. Siamo in ritardo, io voglio ringraziare Fabrizio in regia, Alessia Chelucci, Giuliano Falco, domani sera qui con me Martina, e grazie di cuore. Continuate con i programmi di Red 7 se volete rivedere questa puntata, però tra mezz'ora aumentate un po', arrivate al canale 83 e la riguardiamo insieme. Vi auguriamo una buona serata. Ciao a tutti e grazie. Ciao, grazie a tutti, buona serata, a domani, ciao. Da lunedì